Trova una posizione comoda, chiudi gli occhi e porta delicatamente l'attenzione alle sensazioni fisiche del tuo respiro che entra ed esce dal tuo corpo. Soffermati su questa esperienza per 2 o 3 respiri e permetti al tuo sistema di trovare un ritmo naturale e regolare. Ora puoi dirigere la tua attenzione verso le sensazioni fisiche presenti nel tuo corpo in questo momento. Potresti percepire una lieve tensione nel petto o nella schiena o in una qualsiasi articolazione del tuo corpo. Oppure potresti notare una sensazione di calore nello stomaco o una sensazione di pesantezza nella testa. Qualsiasi cosa emerga, semplicemente osserva questa sensazione. Se percepisci una sensazione spiacevole o un disagio, non c'è bisogno di sopportarla o forzarti ad affrontarla. Puoi fare ciò che ritieni necessario per sentirti più a tuo agio con questa sensazione adesso. Il tuo obiettivo non è resistere al disagio, ma semplicemente essere presente con ciò che c'è, senza giudizio. Permetti a te stesso di portare l'attenzione a qualsiasi sensazione stia emergendo adesso. Piacevole, spiacevole o neutra. Accogli questa sensazione, respiraci dentro e osserva con curiosità cosa succede. Ed è tutto normale che la tua mente possa vagare adesso. Non c'è nulla di sbagliato in questo. Non cercare di fermarla né di forzarla a ritornare al momento presente. Gentilmente ritorna al tuo respiro. Ritornando al respiro, ritorni al tuo momento presente. Lascia che i pensieri fluiscano liberamente, mentre che mantieni una parte della tua attenzione ancorata alle tue esperienze corporee adesso. Focalizzati su una sensazione corporea adesso che spicca più di altre. Può trattarsi di una sensazione alla testa, al viso, al petto, allo stomaco, o magari nella schiena o nelle gambe. Scegliene una adesso. Rimani con questa sensazione. Porta un po' di ossigeno in quella parte del corpo. Prova ad esplorare cosa sta succedendo in quella parte del corpo adesso. Per esempio, nota se questa sensazione è diffusa o localizzata in quella parte del corpo, o si espande o si contrae. Che cos'è una tensione? E del calore o magari del formicolio. Questo semplice atto di osservare sta comunicando al tuo cervello un messaggio fondamentale. Questa sensazione
è sicura. Questo è il messaggio che stai mandando al tuo cervello. Il cervello è colui che crea le sensazioni. Il cervello è colui che crea il disagio. Il cervello è colui che crea il piacere. Comunicando con il cervello, sarai quindi tu a decidere se creare disagio o piacere. Non è quindi necessario modificare il corpo per ridurre il dolore o il disagio, ma è necessario correggere e comunicare al tuo cervello dei messaggi di sicurezza. Questi messaggi di sicurezza sono mandati attraverso l'osservazione del tuo corpo, attraverso un atteggiamento neutrale e curioso. Proprio in questo momento stai trasmettendo dei messaggi di sicurezza al tuo sistema nervoso centrale. Tutto va bene. Tutto va bene. Tutto va bene perché non stai reagendo a queste sensazioni. Pratica questo tipo di attenzione consapevole durante la tua giornata. Questa è una delle forme più profonde di cura del tuo corpo e della tua mente. Spesso ci troviamo a trascurare il corpo, presi dalle attività quotidiane come scrivere una mail, guardare una serie TV o scrollare i social. In quel momento potresti perdere la consapevolezza corporea. Ecco che in quel momento la tua mente diventa un mare in tempesta, preso dalle urgenze, preso dalle ansie, preso da quello che non funziona. Tuttavia, ogni momento è un'opportunità per riconnetterti con te stesso e fare un check-in con il tuo stato interiore, come lo stai facendo adesso. Non è necessario farlo in continuazione, questo processo, ma puntualmente ogni giorno riuscirai pian piano a riconnetterti alla tua essenza interiore, a calmare le acque di questo mare in tempesta. Ogni volta che hai l'opportunità, focalizzati sul respiro. Nota come l'aria entra ed esce dalle narici. Considera questo momento un'opportunità per ascoltare il tuo corpo, accogliere le sensazioni presenti e rafforzare la sensazione di sicurezza dentro di te. Rendi questa attenzione consapevole una priorità nella tua giornata. Prenditi cura del tuo lavoro, della famiglia e degli amici, ma rimani la tua priorità. Nulla è più importante del tuo benessere momento per momento. Quello che stai facendo ora, osservando ed esplorando le sensazioni con curiosità, è un atto potente di cura verso te stesso. Se senti il bisogno di cambiare posizione, fallo liberamente adesso. L'importante è che rimani presente e curioso alle sensazioni corporee.
Goditi la libertà di osservare queste sensazioni senza doverle cambiare o allontanare per qualche minuto. Focalizzati su una parte del corpo alla volta. E come uno esploratore naviga questa sensazione attraverso l'uso del tuo respiro. Nota cosa sta succedendo in questi secondi alla sensazione. Forse si sta muovendo, forse è scomparsa. Qualunque cosa stia facendo, seguila e notala semplicemente. Qualunque cosa accada, sappi che va bene così. Fai di questa pratica un obiettivo per oggi. Prenderti cura di te, momento per momento, anche mentre ti dedichi alle tue attività. Puoi farlo mentre lavori, mentre stai parlando con un amico o un collega, o mentre stai badando alla tua famiglia. Fai qualche respiro profondo, senti l'aria che entra ed esce dal tuo corpo. Un ultimo respiro pieno e consapevole, sapendo che puoi portare con te questa sensazione di equilibrio per tutto il giorno. Quando ti senti pronto, apri gli occhi e concludi l'esercizio. Complimenti per aver dedicato qualche minuto al tuo corpo e alla tua mente. Ci vediamo alla prossima sessione.